Dietro. Avanti, marcia, pronti, avanti, marcia!
Autorità civili e militari, associazioni combattentistiche d'arma, cittadine e cittadini tutti, buongiorno e grazie di essere uniti a noi in questa importante giornata. Questo è il 10° anno che ho l'onore di celebrare l'anniversario più importante della nostra Repubblica. Il 25 aprile è infatti una data storica. È la festa della liberazione. 68 anni fa il nostro paese esultava, lasciando dietro di sé l'oppressione della dittatura e le rovine di una grande guerra. E tutto questo fu possibile grazie al sacrificio e all'eroismo di tantissime persone, uomini e donne, e tanti giovani, che combatterono con coraggio per dare un nuovo futuro al nostro Paese, un futuro di libertà, un futuro di democrazia. Anche a San Donà di Piave commemoriamo i nostri eroi, i 13 martiri della Resistenza, ai quali oggi rivolgiamo il nostro pensiero e il nostro grato ricordo. È grazie al valore di questi paladini della democrazia che l'Italia poté ricostruirsi e rinascere in molti campi, in molti settori, creando nel Paese una vera esplosione di energia, di intraprendenza e di benessere diffuso. Ma ai nostri caduti per la libertà noi non dobbiamo solo medaglie, valore e corone, ma gli dobbiamo opere, azioni positive per continuare a dar vita a quelli che erano i loro sogni, che sono anche i nostri sogni, i vostri sogni. Oggi il nostro Paese sta attraversando un momento difficilissimo, in ogni occasione ci viene ricordato. Per certi versi un momento paragonabile all'Italia del dopoguerra, con una pesante recessione economica, un prodotto interno lordo in costante caduta, un debito pubblico abnorme, una disoccupazione allarmante. Purtroppo un giovane su 3 nel nostro territorio oggi è disoccupato. Viviamo ogni giorno la chiusura di centinaia e migliaia di nostre imprese. Viviamo il dramma dei suicidi di tanti imprenditori che non ce l'hanno fatta ad assistere indifferenti alla fine delle loro aziende, a cui avevano dedicato l'intera vita. Purtroppo è uno scenario inquietante, con l'impasse di una politica che non sembra essere in grado di rispondere e di intervenire con proposte reali e concrete. Ed è per questo che oggi, chiamata come sindaco della città di San Donà di Piave a portare il saluto per la celebrazione del 25 aprile, ho voluto avere qua accanto a me dei giovani, individuati fra alcuni rappresentanti degli studenti dei vari istituti scolastici che sono presenti nella nostra città, perché credo che ascoltare la loro percezione rispetto a questo evento sia particolarmente importante per poter cogliere quello che è il loro messaggio di liberazione. Perché i veri protagonisti di una vera liberazione sono proprio i nostri giovani, chiamati a realizzare i sogni, a tramandare e rendere vivi i valori della resistenza, della democrazia, della dignità e del lavoro. I giovani sono i nostri talenti, la nostra moneta, il capitale sociale prezioso che abbiamo. Di loro c'è assolutamente bisogno per dare una svolta a questa situazione stagnante e traguardare il futuro. La politica e le istituzioni devono saper riconoscere concretamente la grande ricchezza di cui i giovani sono portatori
per investire sulle loro intelligenze, per dare avvio a proposte innovative e creative che facciano da traino per una ripresa della nostra economia e ridiano al nostro Paese motivazione ed entusiasmo per conquistare quella reputazione e dignità che il nostro Paese merita assolutamente. Concludo con un invito che rivolgo a voi giovani, a voi concittadini sandonatesi. Non assecondate le fughe dei cervelli da questo Paese, pensate invece che la vostra dedizione può trasformarlo in un luogo migliore. Entrate nelle istituzioni, appassionatevi della politica, metteteci impegno e rinnovatela con la vostra integrità. Utilizzate l'esperienza e la memoria di chi ha vissuto la storia, di chi ha costruito e contribuito a formare il nostro Paese, che sia l'Italia, che sia il Veneto, che sia San Donà di Piave, e che oggi può trasferire competenze, conoscenze, professionalità e passioni. La società ha oggi un estremo bisogno del vostro cuore puro, della vostra incoscienza, della vostra energia, ma io credo che tutti siamo utili se insieme contribuiremo a un nuovo cambiamento. I giovani sono sicuramente una preziosa risorsa, ma anche chi non è più giovane può essere la loro forza. Sappiate dunque stare accanto a chi finora ha avuto il coraggio di impegnarsi, di mettersi in gioco. Noi non creiamo dunque delle altre diversità, delle nuove gabbie, delle inutili divisioni. Mettiamo insieme queste conoscenze, queste intelligenze, queste forze, queste esperienze per rispondere al meglio alle esigenze di tutti e dell'Italia che ci aspettiamo. Quindi, cari ragazzi, vi lascio con le parole di un giovane caduto, l'incosciente e coraggioso tenente Vaifro, un giovane soldato ferrarese che dice: cosa vuoi? Sarà la psicologia di noi soldati qui al fronte, tra il freddo, la neve, la bufera, con la patria nel cuore e l'entusiasmo infinito. Sarà la nostra psicologia che ci fa indifferenti ai disagi della guerra, che ci fa sorridere ed essere più fieri e italiani davanti alla morte, che ci fa quasi piangere. Un soldato non deve mai piangere per una lettera della mamma nostra che soffre per noi. Quindi io vi chiedo tutti insieme, associazioni, autorità, giovani, persone che hanno vissuto, che hanno avuto il coraggio, che sono sempre uniti per rinnovare il nostro Paese, di dire insieme: viva l'Italia! Viva San Donà di Piave, viva il Piave e viva tutte quelle persone che avranno il coraggio di contribuire a cambiare. Grazie.